Una buona serata, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Siamo negli studi di TV7. Saluto subito il Sindaco di Padova Sergio Giordani, ospite nei nostri studi questa sera. Buonasera Sindaco. Grazie a voi, buona serata a tutti. Prima di cominciare ricordo subito i numeri con i quali potete interagire con la nostra trasmissione. Ci potete mandare un SMS al 345 334 1171 oppure potete mandare una mail anche durante la settimana all'indirizzo il sindaco risponde @gruppotv7.com, poi ovviamente li leggeremo nel corso della puntata successiva. Veniamo a noi, Sindaco, stavamo anche commentando insomma fuori onda che veramente non ci si sta facendo mancare niente in questo periodo. Padova è una città insomma che dà sempre molti spunti, però partiamo dall'attualità, perché ovviamente la tematica insomma non possiamo che toccarla, quella insomma relativa alla procura che ha impugnato, insomma sta impugnando 33 atti di bimbi nati da coppie omogenitoriali che voi e lei, Sindaco, avete sempre iscritto all'anagrafe negli ultimi praticamente 6 anni. Cosa le lascia questa vicenda? È passata una settimana, forse adesso c'è tempo un po' anche di riflettere a mente forse un po' più fredda, e le chiedo cosa le lascia. Lo faccio dal 2017. Ogni atto è stato inviato correttamente alla Procura di Padova, per cui adesso dopo 6 anni la Procura ha impugnato gli atti. Io devo dire, come ho detto in petizione, allora, non è una guerra contro nessuno, l'ho fatto per coscienza, penso sia giusto. C'è un voto legislativo, ripeto, solo mamme con bambini e bambine, per cui non altre cose. In coscienza penso sia giusto, faccio fatica a pensare a bambini serie A, serie B, per cui hanno stessi diritti. Se venne vietato ovviamente dal Parlamento che deve legiferare, io mi fermo. Io sono un uomo delle istituzioni, per cui neanche mi sono di andare contro la legge, non so, assolutamente. C'è un voto, all'inizio ho chiesto agli avvocati, adesso in questa settimana ho chiesto ulteriormente agli avvocati, ditemi se siamo tranquilli, perché prima di fare un altro voto dobbiamo essere tranquilli in questo senso. Io penso sia legittimo e corretto, ripeto, non è contro nessuno, contro il governo, contro la procura, contro il protetto, assolutamente, è una logica di mia coscienza che penso sia giusto. Io sono per i diritti, per cui diritti di tutti quanti, per cui aspettiamo, vediamo cosa succede, sono abbastanza tranquillo, visto anche la procura di Milano, il tribunale di Milano, scusa, che ha legiferato in base che non si può fare per i maschi, ma io faccio femmine, infatti adesso aspettiamo, il prossimo sarà a novembre, certo. Per cui non succede assolutamente niente, adesso che sia chiaro. Non voglio che sia enfatizzato assolutamente la faccenda, infatti a parte che avevo altri impegni non sono andato sabato, domenica, per cui io sono per i diritti di tutti. Dal confronto, Sindaco, che ha avuto con appunto i suoi avvocati, con i suoi legali, nel momento in cui dovessero arrivarvi altre richieste, insomma, di registrazione di questo tipo? Sto confrontando con gli avvocati, stanno dandomi ulteriormente pareri, per cui sia interni che esterni. Ecco, Padova diciamo che poi, tra l'altro, è l'unico caso in cui la Procura questi atti li ha impugnati anche retroattivamente, quindi per quello immagino, insomma, che sia scoppiato il caso proprio dalla città di Padova, perché è un unicum a livello nazionale e sì, insomma... Ripeto, man mano che abbiamo fatto tutti quanti è stato in parallelo mandati alla procura, per cui mi ha un po' stupito questa faccenda, però prendo atto alla procura, ovviamente è libera di fare quello che vuole. Assolutamente. Venerdì scorso c'è stata una manifestazione davanti al Tribunale proprio di Padova da parte insomma, delle famiglie arcobaleno, da parte delle associazioni anche che si lottano, che si battono per i diritti di queste famiglie. C'erano anche moltissimi cittadini. Noi lì abbiamo raccolto alcune testimonianze di alcune mamme, ve le facciamo sentire così insomma, riusciamo anche a capire cosa provano proprio in questi giorni insomma, queste famiglie. Sentiamo. Io l'ho ritirata ieri, non eravamo a casa, quindi abbiamo dovuto aspettare i tempi tecnici delle poste per ritirarla, e ieri abbiamo
purtroppo preso in mano, perché finché non ce l'hai in mano non riesci, cioè il tuo cervello pensa ma no, ma si saranno dimenticati almeno del mio, e invece poi quando ce l'hai in mano siamo uscite piangendo dalla posta, perché di fatto è una sconfitta, è una grandissima sconfitta, ma non solo per noi, per un paese civile è una sconfitta, e lo spieghiamo in maniera difficile e diversa, perché un bambino ha 4 anni, l'altro ne ha 7, il bambino di 7 chiede, vede le interviste e vuole capire cosa sta succedendo e non capisce perché la sua famiglia non può essere una famiglia, perché per lui è così. Io ho paura a spiegargliela perché loro non la capiscono, perché loro mi dicono, la grande perché il piccolo non parla, mi dice che questo è ingiusto. Basta, è ingiusto, è lampante che è ingiusto. Lei sa che ha 2 mamme, lo sa da sempre, da quando ha potuto capire. Cioè, l'ha capito da sempre, lo sa, lo sanno tutti i suoi amici, lo sanno i suoi compagni di scuola, lo sanno in piscina dove va, perché noi facciamo una vita normale come tutti, portiamo i bambini allo sport, portiamo i bambini ovviamente a scuola, paghiamo le tasse come tutti gli altri, però abbiamo meno diritti, i nostri figli hanno meno diritti, non noi chiediamo doveri, i bambini chiedono diritti. Quali sono le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre emozioni in questo momento? La rabbia, tanta rabbia, tantissima rabbia, perché non siamo stati ascoltati, il legislatore non sta ascoltando l'Europa, non sta ascoltando la Cassazione, non sta ascoltando le nostre piazze, le nostre voci, le nostre famiglie, i nostri racconti. Senta, lei è nonna, come ha preso questo provvedimento? Molto male, perché io amo le mamme, diciamo, dei miei nipoti, ecco, adoro i miei 2 nipoti. E stiamo cercando anche di far capire, come ha fatto la maestra, che siamo tutti uguali, che non c'è differenza tra gli uni e gli altri. Ultima riflessione, le chiedo, poi cambiamo argomento. Come si fa a non dare ragione a queste mamme, Sindaco? Sono d'accordo con loro. Io sono un nonno traprese, ho 4 nipoti diverse, ma domani fa rabbrividire questi 2 nonno, questi 2 non mi chiamano più nonno. Faccio fatica a capire, per cui solo solidale, vorrei anche tranquillizzare, secondo me io ho fiducia nella magistratura, per quanto chi legifera, insomma sono abbastanza tranquillo, dopo non spetta a me decidere, attualmente io decido solo perché c'è un voto normativo, non per altri motivi, punto. In coscienza io faccio questo. Ed è giusto, noi lo stiamo dicendo da quando è scoppiato questo caso, l'abbiamo ripetuto più volte, c'è un vuoto normativo, è giusto che chi di dovere intervenga, insomma, perché è veramente arrivato il momento di legiferare su questo. Prima di cambiare argomento, Sindaco, so che ci sono già i primi messaggi, allora andiamo a leggere 3 messaggi da parte dei nostri telespettatori, le sollecitazioni che sono arrivate per lei. Sindaco, i San Pietrini in centro storico sono dissestati, non credo sia un bel vedere per una città che si dichiara patrimonio UNESCO. Luca Dalla Guizza. Ha ragione perfettamente. Se vedete, noi stiamo anche facendo con i camioncini manutenzione, è molto costosa l'operazione, stiamo impegnandoci al massimo a far sì che venga fatto. Ha ragione, di volta in volta, anche oggi in giunta l'assessore Michalizzi diceva: mi raccomando, le manutenzioni sono importanti, marciapiedi, strade, San Pietrini. Cerchiamo di fare il possibile, ricordo solo che abbiamo risorse limitate in questo periodo, perché aumento energia elettrica, tutto quello che, non voglio fare elenco come al solito, però ha ragione, cerchiamo di fare il possibile. Qualche volta in maniera che non mi piace chiudiamo con l'asfalto, è orrendo vedere queste cose. Quando vedo io queste cose dico: ma come facciamo a fare queste cose? E chiamo manutenzione e mi rispondono: ma non ho soldi sul bilancio. Per cui devo anche starmene zitto perché ho la delega al bilancio, per cui cerchiamo di fare il possibile, però ha ragione concettualmente e cerchiamo di fare il massimo. Senta, visto che nel messaggio è stato citato il patrimonio UNESCO, le chiedo, siete soddisfatti di come la città sta crescendo dal punto di vista turistico? Siamo molto soddisfatti, penso siano soddisfatti anche tutte le attività alberghiere, bar, ristoranti, negozi. Abbiamo veramente tanta gente, tanti turisti sotto l'aspetto culturale, enogastronomico, per cui sono molto soddisfatto. Si può fare meglio, si può fare di più? Sì. Ho fatto ultimamente anche un ulteriore investimento sotto l'aspetto pubblicitario per far sì che la gente sappia che Padova c'è, che è una bella città. Il maggior veicolo pubblicitario è
quando viene il turista che parla con altri amici dice quanto è bella Padova, venite a vederla. E infatti tante lingue, tanti turisti, 60 accenti diversi, sono veramente soddisfatto e ringrazio tutto il settore che lavora per la cultura, dall'assessore, Collaso, tutti quanti i suoi funzionari stanno lavorando molto molto bene. Ecco, tra l'altro ci diceva proprio nei giorni scorsi l'assessore Colasio che c'è la prospettiva addirittura di superare quest'anno i numeri del 2019, che è già stato un anno record, e questo insomma significa che ormai Padova è una città in cui ci si fa un bel weekend lungo, per dire, insomma. Ha aumentato la permanenza rispetto al tradizionale, ma anche d'inverno, quando sono le luci. C'è gente, sento che vengono apposta per vedere le luci delle città, perché è magnifica. Andiamo col secondo messaggio, vediamo la seconda sollecitazione, la seconda domanda per lei da parte dei nostri telespettatori. Quando finirete il parco Tito Livio? Pensate che ogni sera che vado a casa passo davanti al parco Tito Livio, ex Boschetti. Lei vede soprattutto le palazzine che non le piacciono? Vedo le palazzine e vedo l'erba alta. Allora, è molto complicata la faccenda, devo dire. Per quanto riguarda le due palazzine Liberty, siamo arrivati al finale, tra poco sarà fatto e capisco anche l'imprenditore che non ne possa più, come ne posso più io, come ne posso più i cittadini di queste due manufatti che sono veramente orrendi. Ma non solo, se avete visto c'era l'erba alta e hanno cominciato a stendere il terreno e fare impianto di irrigazione e seminare. Almeno una parte è visibile. Voi non sapete quante volte ho chiesto che facciano presto. Però non è facile sotto l'aspetto burocratico, sono gare in corso, per cui giustamente i funzionari responsabili stanno molto attenti. Anche perché si tratta di chiudere insomma totalmente la riqualificazione di un comparto su cui voi avete già lavorato da tempo. Penso ai Giardini dell'Arena che hanno cambiato radicalmente volto, adesso manca quel pezzettino perché già i due parchi sono collegati, però un bel parco Tito Livio veramente fa cambiare l'immagine di quella zona. Quanto sarà bello, quando sarà messo a posto queste due palazzine Liberty, che vorrà dire tra 2 o 3 anni, 2 anni e mezzo, e questo è un facciamo privata, ma c'è la parte, guardando tutta la parte sinistra, che deve essere fatta da noi, e hanno cominciato a sistemare il terreno, a fare impianto di irrigazione, almeno quella parte non ha più l'erba alta, 2 metri, almeno quello, il resto speriamo facciano presto anche l'imprenditore che è arrabbiato, anche lui è arrabbiato, sono tutti arrabbiati. Anche perché gli imprenditori poi vogliono vedere tutto in fretta. Tempi, certezze e vi dicendo, e ha ragione, siamo un po' complicati a vita, solo abbiamo contribuito con tante piccole faccende che speriamo siano finite, non vedo l'ora che sia finito, non ne posso più. Ecco, intanto andiamo a leggere il terzo messaggio, vediamo cosa le chiedono i cittadini e le cittadine padovane, comparirà adesso in onda. Buonasera. Abito a Mortise, volevo sapere come mai spesso non vengono vuotati i bidoni della differenziata. Questo mi è nuovo, se pare, dopo mi ha dato il numero di telefono, sembra una cosa incredibile, assolutamente, spero che non sia così, però non so rispondere, devono essere fatti. Domani mattina faccio controllare immediatamente, se mi nota il telefono. Assolutamente. Siete soddisfatti di quanto state facendo sul fronte della differenziata, Sindaco? Perché sì. Padova sta spingendo molto. Stiamo veramente andando molto bene, anche come percentuali, che non lo so esattamente, ma stiamo migliorando moltissimo. Differenziata alla Cella ci sono stati i problemi, onestamente. I problemi sono quando si incontrano condomini molto grandi, che magari non hanno spazio, per cui diventa difficile per loro. Con l'assessore di dirigente stiamo trovando anche delle soluzioni tecniche per evitare questi problemi, però abbiamo fatto un'indagine, 80%, 78% di cittadini è soddisfatto. È cambiato molto l'aspetto culturale sotto l'aspetto dei rifiuti, per cui tutti si stanno impegnando. Io vedo i miei nipoti che hanno una cultura diversa già dalla mia, per cui dividono molto la plastica, il tappo della bottiglia, questa roba qua, la carta dobbiamo fare questo, è un problema culturale. D'altronde pensate se non avesse riciclato in maniera corretta la plastica piuttosto che la carta, sarebbe veramente disastroso, per cui siamo convinti di quello che facciamo, si può fare meglio, sì, bisogna trovare soluzioni perché non dovremmo che non spazio, perché non si può impedire
ecco, noi perdiamo un pezzo, non puoi parcheggiare, insomma, Certo. queste cose non abbiamo fatte. Qualcosa abbiamo sbagliato, siamo cercati di rimediare, devo dire che il settore sta lavorando bene. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con il Sindaco Risponde, ancora con il Sindaco di Padova, Sergio Giordani. Rimanete con noi.